Faccio fatto i puppetti e murignani. Mo ti faccio pure assaggiare. Polpette di melenzane. Troppo buono. Vediamo. Provate che vi ho consolato veramente. Ah, volete? Che avevo consolato. Zia Teresa, buongiorno. Ehi, Salvatore. Cosa stiamo facendo di buono? Vi vedo a tagliare melenzane. Sì, voglio fare dei puppetti e melenzane. Polpette di melenzane. Quando io dico le melenzane, puoi fare qualsiasi momento. Vai, fai a scappone, fai dorate fritte, fai fritte, fai a funghetti, fai come vuoi. Io stamattina voglio fare puppetti di melenzane stamattina. E adesso Abbiamo a tagliare. andiamo a tagliarle. Facciamo dei dubbetti per le grandi. Ecco qua. A tubetti le tagliamo? Sì, così, vedi? Adesso le tagliamo tutte e poi Sì. continuiamo con la ricetta. Zia Teresa, melenzane tagliate. Sì, E adesso le sciacquiamo, mettiamo un po' d'acqua e le mettiamo a Avete bollire. una cosa per 10 minuti? Esatto. Mettiamo un po' di sale? Sale? Sì. Sale nelle melenzane. Sì. E aspettiamo una decina di minuti che si ammolla. Quindi una decina di minuti li facciamo bollire e continuiamo. Scaldate le melenzane. Ok, bollite le melenzane. Le abbiamo riscaldate. Adesso andiamo a scolare. A premere le melenzane per Sì. per vedere l'acqua che hanno assorbito. Ecco qua, vedi? Zia Teresa, mettiamo l'olio per le nostre polpette? Sì, di dobbiamo melenzane? riscaldare l'olio, sì, perché adesso è bello bollente per l'olio. Ora mettiamo a riscaldare, vediamo che prepariamo i puppetti. Andiamo a preparare le polpette? Andiamo a preparare i puppetti. Zia Teresa, le nostre melenzane Ok, si hanno raffreddate. si sono Ora raffreddate. mettiamo 150 grammi di pane grattugiato. 150 grammi di pane grattugiato. Ecco qua. E mettiamo 2 uova. E 1, 2. Ho messo 2 perché sono piccoline. Se sono quelle grandi va bene anche Anche una. sciacqua alle mani. Prezzemolo. Prezzemolo già tritate e sciacquato. Mettiamo un po' di sale per le uova, che già ci stanno nelle melenzane. Giusto un po' di sale per insaporire Sì. le uova. Pepe, Pepe che non può mancare il sorriso di Zia Teresa. pecorino. Pecorino e non parmigiano. Quando basta, chi, per esempio, chi gli piace un po' meno, un po' di più, ecco qua. Scamozza, Mettiamo che è la la scamozza secca. a pezzettini. Poi sta pure gente che fanno che amo di che panne, Si fa pure con il pane. Sì, invece mi sono pane grattugiato. Adesso vediamo Poi tutto. più miette e più trova. Ora andiamo a mescolare il tutto. Sì. E facciamo un bel impasto. E ma andiamo a friggere. Questo è il preparato per le nostre Le nostre polpette. pappette, poi facciamo le pappette e le friamo. Andiamo a vedi? friggere. Ecco qua. Ecco qua. Pappettine. Polpettine di melenzane. Vedete, le nostre polpette sono tutte in padella Sì. a friggere, adesso le giriamo. Che belle, mamma mia, che odore. Che bella crosticina che è uscita, vedete? Ecco qua, vedi? Hai fame? E che faccio mangiare? E io sto qua per questo. Sai che dice il Signore? Da a mangiare agli affamati, da a bere agli assediati. E io sono sia affamato E che assediati. e tengo pure sete. Guardate che belle Guarda queste che- polpette. Vedete, le nostre polpette di melenzane sono pronte? Quasi, e sto prendendo quella più già fatta, vedi? Quelle più cotte. Sì, sì. Ma sono quasi pronte e faccio mangiare, a me sta messo in carica, Salvatore. Le prendiamo tutte e andiamo all'assaggio. All'assaggio. Faccio fatto i puppetti e murignani. Mo ti faccio pure assaggiare. Polpette di melenzane. Troppo buono. Vediamo. Provate che vi ho consolato veramente. Ah, volete? Che avevo consolato.